stata una bella partita, combattuta, vinta, poi alla fine c'è stato il recupero del Cogoleto. Purtroppo noi dopo 8 vittorie di fila abbiamo perso venerdì scorso a Genova col My Basket, che è una delle 2 o 3 squadre più buone, e quindi questa era una partita molto importante. Tra l'altro all'ultimo momento abbiamo dovuto rinunciare a Magica influenzato e Sambucetti che è via per problemi personali, quindi il calo finale, anche se chiaramente era meglio non ci fosse, ci può stare, perché purtroppo abbiamo giocato in 6 tutta la partita e tenere quell'intensità difensiva che è la nostra caratteristica è molto difficile. Però i ragazzi sono stati bravi a reagire e a portare via una partita molto importante da squadra vera. Una partita combattuta fino all'ultimo, a un certo punto sembravate fuori partita, avete recuperato 76-70, insomma avete messo in difficoltà il Casarza. Sì, ma contavamo comunque di non mollare fino alla fine, di rientrare, sapevamo che era una partita dura ma c'era ancora tempo. Purtroppo a momenti decisivi abbiamo fatto qualche errore in più, loro sono stati bravi, hanno avuto continuità in attacco e quindi noi non riuscendo a limitarli è stato duro recuperare poi negli ultimi minuti. Com'è stata in campo? Allora, per noi era molto importante rifarci dopo settimana scorsa che abbiamo avuto uno stop dopo 9 vittorie consecutive contro My Basket. Abbiamo cercato di difendere forte, loro sono una buona squadra che ci mette in difficoltà perché noi siamo grandi, loro sono piccolini, è difficile giocare. Siamo riusciti ad andare sopra all'inizio, poi complice le poche rotazioni e il loro rientro abbiamo rischiato di nuovo andare punto a punto, ma siamo stati bravi a difendere e a buttare dentro quei 3-4 punti importanti alla fine che ci hanno permesso di vincere e continuare a sperare per un buon posto nei playoff.